Allora arrivate con un'altra sconfitta, purtroppo non è un buon momento, Stefano. No, sicuramente no, dobbiamo voltare pagina velocemente. Sapevamo che l'inizio poteva essere un po' difficoltoso per i tanti cambi che abbiamo fatto, per la gioventù, per tanti motivi. Sicuramente le prestazioni non sono state super, gli ultimi due, quella di domenica non è stata male, abbiamo sbagliato, siamo calati tanto gli ultimi 10 minuti, abbiamo preso gol, guarda caso in quei 10 minuti lì, ma prima avevamo giocato alla pari col Noale, avevamo sbagliato un rigore, nel primo tempo erano stati superiori noi, poi loro sono venuti un po' fuori, ma il nostro portiere parati a parte uno non ne ha mai fatte. Purtroppo in questi momenti l'unica ricetta che conosco è lavorare e cercare di fare sempre più squadra e dimostrarlo in campo. In senno di poi si può dire che magari avendo tramutato quel rigore Scarpi forse la partita sarebbe cambiata, però sempre con il sé. Assolutamente sì, anche perché il Noale era senza alcuni giocatori esperti, veniva da un momento difficile, si vedeva che non erano sereni i ragazzi e quindi li avresti messi in grosse difficoltà, soprattutto mentale, e tu invece avresti avuto dei benefici da questo punto di vista. Poi però il calcio non si sa, quindi sicuramente gli episodi in questo momento non ci stanno aiutando, ma noi dobbiamo essere bravi a farli girare a nostro favore. So che non è una consolazione, però dire che non solo voi ma anche altre quotate squadre, Godigese, Porto Mansuè, hanno iniziato zoppicando può essere una mezza consolazione? Ma diciamo che è un campionato estremamente difficile, strano, competitivo, lo si sapeva che questo girone sarebbe stato molto più competitivo rispetto all'altro, non ci sono squadre materasso come ad esempio c'erano l'anno scorso, e quindi basta pensare che fino alla scorsa settimana a un punto c'erano, ultimi in classifica, c'erano le 3 squadre che hanno fatto i playoff l'anno scorso, quindi sicuramente queste si tireranno fuori perché hanno le qualità, la rosa, il budget per tirarsi fuori. Noi dobbiamo pensare a noi e lavorare per farci trovare pronti già dalla prossima settimana, che sarà una sfida sulla carta proibitiva, però sai bene che sono quelle che ti devono dare la carica ulteriore per andare a fare grandi partite.